Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati, consueto, periodico e costante appuntamento di aggiornamento con l'ANCI, in collaborazione con l'ANCI del Veneto, ovvero i comuni che parlano, dicono la loro, i nostri comuni, ovvero i primi cittadini o gli assessori, tutti coloro che lavorano per far sì che i cittadini possano in qualche modo sopravvivere e vivere meglio a seconda delle situazioni. Noi cerchiamo come sempre di tenervi aggiornati. Protagonisti odierni di questa avventura nei meandri e i risvolti del patto della legge di stabilità che dovrebbe essere approvata e quindi delle tanti emendamenti, che cosa succederà, che cosa capiterà anche alle finanze dei comuni più piccoli. Questa volta punteremo l'attenzione proprio su di loro, che sono i più numerosi e dove la maggior parte dei cittadini peraltro risiedono, almeno nel nostro nord-est. Sono Tiberio Businaro, sindaco di Carceri, in provincia di Padova, ben arrivato, in modo particolare la Bassa Padovana, la fascia della Bassa Padovana, e Vincenzo Gottardo, assessore a Campodoro, ben arrivato anche lei, vabbè, e anche consigliere provinciale a Padova. Benvenuti ad entrambi e incominciamo un po' a vedere le varie situazioni. Cominciamo da Gottardo e poi passiamo subito a lei. Patto di stabilità. Il patto di stabilità, anzi la legge di stabilità, perché poi vediamo anche il patto di stabilità quanto è connesso con questo. Che cosa prospetta secondo voi per i comuni più piccoli e come vedete anche il discorso del rispetto del patto di stabilità? Perché era stato chiesto, almeno ricordo tempo fa, che almeno i comuni più piccoli potessero essere esentati dal dover rispettare dei limiti perentori nei quali siete entrati a far parte dall'inizio del 2013, se non erro, no? Certo. Allora spieghiamo ai nostri cittadini che cosa succede, cosa devono attendersi. Il patto di stabilità, a nostro parere, è l'ennesimo banco di prova che costringerà i comuni, i piccoli comuni, all'ingessamento totale fino alla morte, perché diciamo, i margini di movimento oggi dei comuni, soprattutto i comuni piccoli, sono assolutamente pari a zero. Comuni virtuosi, comuni che non conoscono le cattive spese o le spese inutili o le spese che si potevano evitare. Comuni che fanno fronte alla quotidianità rispondendo alle esigenze dei cittadini, rispondendo alle esigenze insomma, del territorio, facendo crescere il territorio, facendo quel minimo di opere pubbliche che sono necessarie, facendo quelle che servono a migliorare il territorio, e per cui il patto di stabilità non va che a colpire l'utente finale, che è il cittadino, che non beneficia di quella serie insomma, di provvedimenti o di iniziative che il Comune fa, ma allo solo scopo di migliorare e di rispondere al proprio territorio. Nel nord-est, ma come in altre parti d'Italia, i comuni più piccoli sono i comuni più virtuosi. Io invito sempre a leggere e ad apprezzare il bilancio del mio comune, come moltissimi altri bilanci, e vorrei sfidare chiunque a suggerire o aiutarci a trovare quelle spese o quei capitoli del nostro bilancio che potrebbero essere considerati capitoli inutili o che sono capitoli troppo ridondanti che si potrebbero ridurre o che si potrebbero eliminare. Ecco, io vorrei l'aiuto di qualcuno e in questo anzi si ben potrebbe... volentieri. Ecco, infatti comuni piccoli spreconi, tante volte è stato detto questo, e quindi perché non abolirli, perché non toglierli, perché non accorparli? Come vede la stessa cosa del patto di stabilità e che cosa risponde a questa provocazione che è stata fatta? Allora, si parla spesso negli ultimi mesi, negli ultimi anni, del tentativo, della voglia, del desiderio di alcuni politici e anche del governo di sopprimere i piccoli comuni. Piccoli comuni che in un costo della spesa dello Stato sono una piccolissima parte. Piccoli comuni che oggi garantiscono i servizi nei territori democraticamente, mentre lo Stato è in grandissima difficoltà. Quindi anche quando lo Stato non trasferisce i trasferimenti, i comuni ci sono, i comuni garantiscono i servizi e ci mettono veramente del loro. Ci hanno messo del loro, adesso non so fino a quanto ce la faremo, perché il patto di stabilità
trasmette sicuramente due grandi difficoltà. La prima è far capire ai cittadini che cos'è il patto di stabilità. Esatto, che questa è una cosa difficilissima, noi la continuiamo a ripetere, però mi rendo conto che è di difficile comprensione. A questo punto si cimenti anche lei, Sindaco. Chiedono in sostanza quello che hanno sempre avuto, la garanzia che il Comune riesca comunque a rispondere alle esigenze dei cittadini, quindi le manutenzioni delle scuole, le manutenzioni delle strade e quant'altro. E non capiscono, fanno fatica a capire perché non è facile spiegarle, che pur avendo i soldi, oppure avendo la possibilità, la capacità e anche la conoscenza di quelle che sono le opere che bisogna fare e le manutenzioni che bisogna fare, non possiamo farle. Quindi è veramente una situazione paradossale. Esatto, avendo i soldi in cassa, vabbè, ormai nella tesoreria unica dello Stato a Roma, che hanno portato a Roma. Ipotizzando che questi soldi esistano ancora, come ci sono, voi non potete toccarli. C'è un rapporto tra patrimonio e entrate correnti e tanto per riassumere, portarla in numeri, noi come Comune di Carceri all'inizio dell'anno, siccome non arrivavano trasferimenti, verso aprile-maggio, non arrivavano trasferimenti dallo Stato e non avevamo nessuna garanzia, non avevamo neanche il bilancio di previsione che si approva entro novembre, bilancio di previsione strumento essenziale per qualsiasi tipo di programmazione. Non avendo questo, cosa ho fatto io? Ho calcolato qual erano diciamo, la cifra finanziaria che mi permetteva di fare programmazione e è stata calcolata in 20.000 euro per le opere straordinarie e 30.000 euro per le opere di manutenzione. E da qua ho capito una cosa, che io ho come sindaco tutta la responsabilità, nessuno ha mai telefonato o ha mandato una circolare da Roma dicendo guarda, siccome non ti trasferiamo i soldi, tu non hai le stesse responsabilità che avevi prima, allora io ho fatto una diffida, che è un presupposto giuridico, che ha fondamenta giuridiche, dove dico, guarda, caro governo, nella persona di Giorgio Napolitano e Enrico Letta, perché ci sono loro, voglio dire, certo, non è una questione politica, sappiate che se succede qualcosa, se un cittadino dovesse, per causa della strada non riparata e quant'altro, o le scuole avessero dei problemi, se succede qualcosa sei responsabile. Quindi questa è una fondamenta giuridica chiara, molti altri sindaci la stanno temperando, la stanno sottoscrivendo anche loro, è stata stilata con degli avvocati e questo anche per spiegare allo Stato che lo Stato esiste per tre elementi costituzionali di base che sono la governità, la sovranità, il territorio e il popolo. Se tu distruggi il popolo e il territorio, distruggi te stesso. Beh, certo, ma quindi è una presa di responsabilità anche da parte dello Stato. Che cosa è stato risposto a questa... E purtroppo non è stato risposto. Ma le racconto anche un aneddoto perché è interessante. Io quando spedii questa diffida, ovviamente noi comuni piccoli e anche inefficienti come pensano a volte, ma noi siamo molto efficienti. Magari in certe parti d'Italia sono anche inefficienti, cioè l'Italia è così grande e così lunga che effettivamente ci sono tante... Io non feci altro che fare quello che si fa di solito quando si deve mandare un documento, chiesi alla segretaria, all'impiegata che mi mandasse via posta certificata a Roma il documento al Quirinale e dopo alcune ore mi dice ma guarda sai non possiamo mandarla via posta certificata perché non c'è la posta certificata. Allora telefonai io al Quirinale, dopo 4-5 persone con le quali ho parlato, e ho scoperto che non hanno la posta certificata, neanche i dirigenti, ci sono un'infinità di dirigenti che sono irrintracciabili, perché c'è solo un numero di telefono e un fax. Ma ha detto, ma guarda c'è il fax, sindaco? Il fax? E allora poi sono andato a vedere, perché è una curiosità, no? Il Quirinale spende 180.000 euro di carta perché ovviamente fa funzionare un fax e non la posta certificata. È allucinante. È un po' assurdo. E allora ci rendiamo conto che forse gli sprechi con quei 180.000 euro, io non so cosa se un piccolo comune riuscirebbe a fare. I comuni come i miei e come sicuramente il comune di Carceri, il comune del sindaco, controlla anche le spese della carta per la fotocopiatrice e noi siamo costretti, quindi noi dobbiamo calcolare nei 12 mesi gli acquisti di carta e consumare la carta in maniera tale proporzionata agli acquisti che facciamo perché non possiamo comprare più carta. Quindi, insomma... Allora poi finendo, cos'è successo? Perché è giusto bacchettare, è giusto ricordare allo Stato che sbaglia, ma bisogna poi anche agire. Allora questo mi stimolò ancora nel realizzare ancora un miglioramento nella nostra piccola amministrazione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato il regolamento
della notifica, per la notifica dei consiglieri, quando si fa il consiglio comunale si deve notificare con il vigile, e l'abbiamo semplificato, che semplicemente noi convochiamo i consiglieri per il consiglio con SMS e posta certificata, non spendendo un euro. Fantastico questo sistema qui, ma l'avete suggerito a Palazzo Chigi? Io ho la fortuna di condividere quello che facciamo di buono, le buone pratiche, io le mando un po' dappertutto, poi se qualcuno le vuole utilizzare, anche perché a volte non bisogna inventare grandi cose, si devono anche copiare le cose buone. Assolutamente, infatti questa può essere un'idea, un suggerimento, però ci fa capire anche una situazione tragica, veramente tragica in cui noi viviamo. E allora, per venire l'istanza che era stata fatta, si pensava fosse passata di poter superare questo blocco del patto di stabilità, neanche con questa legge finanziaria, questa legge di stabilità dello Stato avverrà nulla secondo voi? Perché siamo un altro dei grandi problemi è questo, si parla di patto di stabilità, si parla di convenzione, fusione dei comuni, unione dei comuni, si parla di eliminazione delle province, ma i dati certi per chi come noi vive in prima persona questi problemi, perché ce li ha addosso, perché ne fa parte direttamente, i dati certi non ce li abbiamo. Noi non sappiamo con ufficialità e con certezza se, per esempio, l'obbligo per i comuni di portare le nuove funzioni in convenzione al 31 dicembre è legge, perché molti anche uomini del governo attuale dicono che ci sono buoni margini e buone possibilità di proroga di questa legge. Per cui chi come noi già vive la difficoltà, perché intendiamoci, vuol dire cambiare faccia ai propri comuni. Certo, cioè io non ho sicuramente ambizioni di essere ricordato nella storia, ma chi fa l'assessore nei comuni come i nostri poi insomma viene ricordato come l'assessore che ha fatto, che ne so, l'ampliamento della scuola, piuttosto che la palestra, piuttosto che la strada e i marciapiedi. Noi saremo ricordati come gli assessori che hanno eliminato il comune, che hanno contribuito all'eliminazione del comune e a consegnarlo nelle mani di altro ente, di altro comune. Per cui sono anche scelte e decisioni che politicamente a chi le deve prendere sono molto difficili, perché poi oltre a prenderle bisogna domani andare dai cittadini e dire ai cittadini: guarda che tu da oggi abiti in un comune che non è più il comune in cui sei nato, con i servizi diretti alla persona che eri abituato ad avere, è un comune che ha cambiato completamente faccia. Non è semplice questa questione, tanto è vero che siccome questa non è semplice, ma anche altre questioni non sono semplici, c'è chi anche ha rassegnato le dimissioni, non nella vostra zona. Il sindaco di Casale di Scodosia ha fatto una scelta che sicuramente ha lanciato anche una provocazione allo Stato, cercando anche di condividerla magari anche con altri amministratori. È proprio, secondo me, come la notizia poi è rimbalzata nei media nazionali, era proprio una provocazione molto forte, cioè perché un sindaco che senza dubbio ha fatto la sua campagna elettorale, cioè ha tribolato per diventare sindaco e tutto, perché è una scelta anche di vita, è un poco conto, dica rassegno le dimissioni, deve far capire al governo centrale: guardate che stiamo toccando il fondo, no? Cioè questa è un po' sono d'accordo, però ci sono io quando hanno intervistato poi i media nazionali, quando hanno intervistato il sindaco di Casale, poi sono venuti a carceri, hanno intervistato me. Io penso una cosa: quando io ho accettato questo mandato nel 2009 non immaginavo che poi succedesse quello che è successo e che le cose si complicassero al punto tale veramente da minare anche la nostra vita, perché in un comune, cosa avete, 1600 abitanti? 1600 abitanti. Cioè, uno va a tutto a immaginare meno che... L'impegno è esponenziale, non è quello che pensavo. Io però mi sono preso un impegno e devo portarlo fino alla fine, non posso abbandonare i cittadini al commissario, non posso lasciare che qualcuno faccia quello che non ho il coraggio di fare io. Se io non ho la forza economica, finanziaria per fare quello che serve, io faccio qualcos'altro, ho diffidato lo Stato, quindi io continuo a lottare e a tentare di portare democrazia anche nel nostro piccolo comune, fino alla fine. Poi i posteri decideranno, insomma. Assolutamente. Quali altre azioni pensate di intraprendere per far sentire la vostra voce? E soprattutto, che cosa devono aspettarsi anche i cittadini da questa situazione? E noi i cittadini li stiamo preparando. Noi stiamo preannunciando ai cittadini che ad oggi è notizia di legge che entro fine anno
appunto le cose per il nostro comune cambieranno. Noi stiamo informando i cittadini, abbiamo anche organizzato una serie di incontri pubblici con la cittadinanza proprio per abituare la cittadinanza e anche per entrare in contatto con la cittadinanza, perché sarebbe anche bello sapere di queste cose, cosa ne pensa la cittadinanza. Ma che poi riflettevo adesso in quello che diceva il sindaco. La cosa più atroce è che chi come me, e sicuramente anche il sindaco, ama la politica. Io sono dell'idea che la vera politica, quella autentica, la fai nel territorio, ma soprattutto nei comuni dove vivi la quotidianità del contatto con la gente. No, i nostri comuni, noi siamo abituati, ci conosciamo ovviamente, tutti i cittadini conoscono il sindaco direttamente, conoscono gli assessori direttamente, e sei un riferimento per la gente. Ed è proprio quello che dovrebbe essere la politica, no? È uno scambio, una collaborazione dove c'è un rapporto diretto, non è che il politico sia una statua lì in alto da osannare, che è inarrivabile. È indecente sentire che per raggiungere telefonicamente o personalmente un ente pubblico bisogna fare 3.000 trafile di... Noi siamo abituati che, voglio dire, noi ho 2 giorni di ricevimento col pubblico, ma sono in comune quasi ogni giorno, quindi... E quindi l'atroce è proprio quello che si va a colpire proprio là dove la politica è buona, la politica è vera, la politica è autentica. Mi viene da ridere pensare che in un comune come il nostro la riduzione dei consiglieri, un consigliere comunale prende 100 euro all'anno, ci sarebbe il rimborso ma il consigliere è il riferimento per quei cittadini che lo hanno eletto. Quindi rappresenta una parte del territorio che si sente rappresentato da alcuni consiglieri in consiglio comunale, e sono queste le spese che bisognava andare a colpire. La riduzione degli assessori, un assessore come me in comune prende 142 euro al mese. Sono queste le spese che dovevano essere colpite o ridotte per che la macchina amministrativa vada avanti meglio? Non penso. Io penso che in questo modo si vada invece a colpire la buona politica, la politica autentica, la politica che i cittadini cercano e che i cittadini... Ecco, ma quali appunto i cittadini che ci ascoltano, voi stessi ve ne sarete fatti una ragione? Che ragione vi state facendo? Vi lanci più volte, si è riunita, perché questa azione viene intrapresa? Perché ci sono 2 o 3 Italie diverse che vanno avanti a marce diverse? Perché tutto sommato si vuole un accentramento maggiore dei poteri? Il mio pensiero è questo. Allora, intanto, se posso permettermi di dire che per me oggi il governo, non so se vi ricordate l'Armata Brancaleone, il film di Gasman, lo vedo proprio come un'Armata Brancaleone che non ha nessun potere. E la cosa che è paradossale è che non ha potere, e non ha il coraggio di dire che non ha potere, perché ha i patti con la Comunità Europea, ha l'impossibilità di muoversi, perché comunque l'apparato statale è burocraticamente pesantissimo, dirigenti che comunque impediscono, la Corte Costituzionale, 2 Camere, il governo non ha potere. E la reazione che ha avuto non è stata quella come un organismo malato di curare l'essere, no? Ma quello di distruggere l'unica cellula sana, i comuni. Ecco perché io da qualche anno ormai ascolto quello che arriva da Roma, guardo quello che arriva da Roma, ma se il fine è quello della razionalizzazione e razionalizzazione non c'è nell'accorpamento delle funzioni, io non ottempero a tutto quello che arriva da Roma. Perché? Perché io non distruggo un comune e i servizi di un comune perché me lo ordina lo Stato. Casomai, se dice che non facciamo quello che dobbiamo fare, mandino pure un commissario, ma non mi prendo la responsabilità di distruggere quello che oggi funziona con difficoltà, però funziona. Io non posso fare qualcosa che costa di più, perché il principio fondamentale manca. Tanto più che in Europa, in tutti i paesi europei, ci sono 4 livelli di funzione pubblica. Ci sono i comuni, che poi si chiamano in modo diverso, i comuni, la provincia, la regione e lo Stato. Qui, con la razionalizzazione, vogliono creare unioni, quindi enti di secondo livello. Adesso parleremo anche di questo. Che costeranno sicuramente di più. Infatti, no, voglio interrompere perché dopo il discorso richiede appunto un po' di tempo e capire bene le cose come potrebbero andare a finire. Andiamo in pubblicità subito e poi torniamo insieme.